La Commissione Affari Costituzionali dell'Ars ha approvato lo schema del DDL costituzionale di modifica dell'articolo 36 dello Statuto regionale. Dunque spetta alla Regione sia il gettito dell'imposta di produzione dei prodotti petroliferi, sia il gettito sulla raffinazione. Ad annunciarlo il deputato regionale di Forza del Sud Michele Cimino, che sottolinea come grazie a questa norma alla Sicilia spetterà anche il 20% del gettito dell'imposta di produzione sugli stessi prodotti raffinati nel territorio regionale, ma immessi in consumo in altre regioni. È sempre più attuale, aggiunge, questa mia lotta iniziata da tempo con la presentazione di una legge voto e sposata per fortuna dall'attuale governo regionale, oltre che per le risorse economiche che potranno giungere in Sicilia anche per contrastare l'ignoranza ancora diffusa nel resto del paese sulla contribuzione dei siciliani al debito nazionale. Una scarsa chiarezza riconfermata, secondo Cimino, anche dalla giornalista Milena Gabanelli nella trasmissione Report di domenica scorsa. Non mi stanco mai di ribadire che la Sicilia è stata derubata dalle proprie risorse, poi ridate in parte come sussidio, dice ancora Michele Cimino. Un plauso va alle commissioni per la celerità e l'attenzione posta nel valutare il DDL, dichiara il capogruppo di Grande Sud all'Ars Titti Bufardeci, che aggiunge: se recepito questo testo rivoluzionerà, in attuazione del principio del federalismo fiscale, i rapporti Stato-Regioni in materia di entrate, producendo un gettito stimato in circa 4 miliardi.